Un'altra giornata d'acqua alta eccezionale, nuovamente sommersa la maggior parte della città, continuano le polemiche sul Mose e le previsioni non migliorano per Natale. Arrestati 2 finanzieri di 44 e 38 anni in servizio alla stazione navale di Venezia, vendevano dati sensibili di migliaia di persone con tanto di tariffario. Siringhe nel parco di Villa Querini a Mestre e l'esasperazione dei cittadini che dicono servono leggi più severe. Approvate 4 delibere in giunta, gestione dei flussi, conta persone, riscossione del contributo di accesso, comunicazione e mobilità. Quale futuro per le aree dell'ex Umberto I di Mestre? Se lo chiedono comitati collettivi e associazioni che hanno rivolto domande e richieste al Comune. Nell'ospedale San Donna di Piave, flash mob per i piccoli ospiti che dovranno trascorrere il Natale ricoverati. Cavarzere festeggia i 100 anni di Nazareno Paparella, contadino, muratore, cuoco durante la Seconda Guerra, fiero di non aver mai impugnato un'arma. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Ancora una giornata, una vigilia di Natale caratterizzata dall'acqua alta a Venezia, nuovamente sommersa la maggior parte della città e proseguono le polemiche sul Mose, ma vediamo il servizio. La punta massima stavolta è arrivata alle 8,45, 139 cm, lievemente più bassa del giorno precedente, 144, più alta dei 120 cm previsti per un Natale che Venezia vivrà almeno parzialmente sott'acqua, come la vigilia e l'antivigilia. L'intensità e la frequenza con cui da settimane la città viene sommersa non ha precedenti e sta persino trasformando la percezione del fenomeno. 140 centimetri, ad esempio, è, o meglio era, ritenuta una qualta eccezionale, una soglia che archivi alla mano veniva superata una volta all'anno. Negli ultimi 2 mesi, invece, è successo 5 volte. Nello stesso periodo, le acque alte superiori al metro sono state 24. Nel frattempo, dopo 16 anni di lavori, 5 milioni e mezzo di euro e nel mezzo una clamorosa inchiesta giudiziaria, oltre ad innumerevoli dibattiti e polemiche sulla sua utilità e sullo stato dell'opera, il Mose rimane il convitato di pietra, come l'ha definito il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, oggetto di inascoltati appelli ad una sua immediata messa in funzione, almeno parziale, nelle ore dell'emergenza, come sostiene di aver fatto il sindaco di Chioggia Alessandro Ferro alla vigilia dell'acqua alta eccezionale del 12 novembre. 187 centimetri di massima, costati più di 1 miliardo di euro di danni nella sola Venezia, secondo la stima del sindaco Luigi Brugnaro, più un'onda lunga di pubblicità negativa per la città che ha provocato, secondo l'AVA, l'associazione degli albergatori, il 45% di disdette di prenotazioni. Tra chi tira in ballo i cambiamenti climatici e chi la mano pesante con cui si è intervenuti in laguna, soprattutto nell'ultimo mezzo secolo, il Mose potrebbe finire con l'alzarsi un po' troppo spesso per chi la laguna la vede da un porto commerciale che non può permettersi un ingresso sbarrato. Davanti alla Commissione Lavori Pubblici del Senato, il presidente dell'autorità portuale Pino Musolino lo ha detto chiaramente: il Mose può uccidere il porto, migliaia di posti di lavoro. A Venezia, intanto, le sirene che annunciano l'innalzamento della marea saranno colonna sonora anche il giorno di Natale. E per la cronaca sono stati arrestati 2 finanzieri di 44 e 38 anni in servizio alla stazione navale di Venezia, vendevano dati sensibili di migliaia di persone. Sono accusati di aver raccolto illecitamente informazioni sensibili di migliaia di persone delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e del MEF, cui avevano accesso per motivi d'ufficio per venderle a società di recupero crediti e imprenditori, con tanto di tariffario, da 10 centesimi a 10 euro. Arresti domiciliari per 2 finanzieri in servizio alla stazione navale di Venezia, Fabrizio D'Alena di 44 anni, residente alla Giudecca, ed Emiliano Cherubini di 38, residente ad Albignasego nel Padovano, entrambi romani d'origine. Sono accusati di corruzione e accesso abusivo a sistema informatico nell'ambito di una maxi inchiesta condotta dalla Procura di Roma, conclusasi con l'emissione di 12 misure cautelari, 90 gli indagati in tutta Italia. Durante l'interrogatorio il finanziere veneziano si è avvalso della facoltà di non rispondere in attesa di conoscere le prove raccolte a suo carico. Contro i 2 ci sarebbero foto e video girati durante alcuni appostamenti e varie intercettazioni telefoniche e ambientali che, secondo
secondo il procuratore aggiunto di Roma proverebbero l'attività illecita in cambio di somme di denaro raccolte a Roma da un presunto complice. Da qui la competenza della Procura della Capitale, anche se gli accessi abusivi al sistema informatico sarebbero avvenuti a Venezia. Nell'indagine, che riguarda episodi avvenuti tra il 2016 e il 2018, sono coinvolte complessivamente una ventina di società. Sotto accusa anche il titolare di una società padovana, Armando Beggiato, e Doriana De Angelis di Treviso. Nell'operazione condotta dal nucleo speciale di polizia valutaria sono stati sequestrati beni e denaro per circa 280.000 euro. Le indagini hanno permesso di accertare che alcune società attivate da propri clienti alla ricerca di informazioni sul coniuge, un dipendente o un debitore si rivolgevano normalmente a intermediari che avevano attivato rapporti con i finanzieri. Ed è un Natale ad altissima tensione tra i 5 Stelle e il governatore Zaia, ieri sera ospite di Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino. In studio il presidente del Veneto è anche tornato sulla sanità veneta e le voci di privatizzazione. Si è pentito, ha intenzione di chiedere scusa per quelle parole dell'altra sera ai grillini o no? Ma guardi, io non devo chiedere proprio scusa di nulla, ho detto semplicemente una cosa che è bene che spieghi, ma secondo lei, se lei fosse... Il paese non può avere i grillini in mezzo alle palle, ha detto. Sì, ma le spiego anche perché magari i toni non sono quelli adatti a un consesso, diciamo, di educande, ma eravamo comunque in un congresso a porte chiuse della Lega. Ma a parte questo, non sono toni che mi si addicono, ma in quel contesto li ho detti. Guardi, io dico solo una cosa, devo prendere atto che le polemiche che hanno fatto contro di me sono disdicevoli e vomitevoli. Le faccio l'esempio una per tutte. I veneziani erano sott'acqua, lei si mette nei panni della persona che ha un metro d'acqua in casa. Abbiamo avuto due morti. Abbiamo avuto un disastro immane. Loro pubblicano nel loro blog ufficiale, 5 Stelle, pubblicano la mia foto con Galan e Berlusconi, presentandola come la foto dell'inaugurazione della posa della prima pietra del Mose, e non era vero, perché io non potevo esserci perché non avevo nessuna carica per essere presente nel 2003 a quell'inaugurazione, ma soprattutto quella era una foto di 7 anni dopo, che era l'inaugurazione del passante di Mestre, la vera inaugurazione. Vuole che continui con le campagne contro la pedemontana veneta? Vuole che continui con le campagne contro l'autonomia? Quando tu vai sui giornali e vai a dire che bisogna non votare Zaia, non votare questa amministrazione, lasci perdere me, perché sta consegnando la sanità ai privati, vuol dire che sei un lazzarone autentico, perché non è vero, perché i dati dicono esattamente il contrario, e lo sei, sa perché? Perché diffondi inquietudine nei cittadini. Faccio io una domanda ai cittadini. C'è qualcuno di voi che quando si sente male o qualcosa di grave pensa di trovarsi una clinica privata per curarsi in Veneto? No, va. Pronto soccorso. E allora che sanità abbiamo privatizzato? Ma ho capito, ma dipende dalle percentuali. Siamo la percentuale più bassa d'Italia. Siringhe nel parco di Villa Querini a Mestre, i cittadini sono esasperati e chiedono leggi più severe. Qui ancora qualche mese fa ho denunciato il fatto che nel ponte più vicino a Via Olimpia si spacciava, ma addirittura davano le dosi gratuite ai minori. Nonostante sia stato fatto tanto per riqualificarlo, il parco di Villa Querini ha ancora dei problemi legati alla sicurezza. Pochi giorni fa una signora, mentre prendeva appunto le deiezioni del proprio cane, si è punta con una siringa, e invece il giorno precedente un cagnolino si è preso appunto un'altra siringata su una zampina. Qui questa zona è molto ben monitorata, la polizia fa il suo dovere e anche oltre, però questi signori che vengono da Padova piuttosto che da Vicenza o da Verona a fare la tentata vendita e spacciando droga non solo qui nel parco, devono essere, naturalmente vengono presi dalle forze dell'ordine, però ci deve essere la certezza della pena. La rabbia dei residenti, che tanto hanno fatto con l'aiuto del comune e del lavoro delle forze dell'ordine per riqualificare il parco di Villa Querini a Mestre, è tanta alla luce di questi episodi che continuano. I cittadini qui della zona sono veramente esasperati, cioè noi non sappiamo più che
pesci pigliare, cioè dobbiamo prendere una decisione che risolva radicalmente questo problema. Indubbiamente se c'è chi spaccia, c'è anche chi richiede queste sostanze. Allora vediamo di trovare delle soluzioni sia per chi spaccia e per chi ne fa uso di queste sostanze. E io sono veramente grato, e non solo io, alle forze dell'ordine, però a un certo momento loro fanno il loro dovere, ci sono altre forze, cioè altre strutture dello Stato che fanno il proprio dovere fino a un certo punto. Bisogna risolvere una volta per tutta questo problema, perché altrimenti qui veramente è terra di nessuno. E rimaniamo a Mestre, dove 2 ragazzi sono stati accoltellati dal titolare di un negozio. Il titolare cinese di un negozio nella zona di Piazza Barche a Mestre ha accoltellato 2 ragazzi di 17 e 19 anni di nazionalità rumena, mandandoli all'ospedale con ferite alle gambe, ma non sono in pericolo di vita. Si è scatenata una lite proprio all'interno del suo esercizio. Secondo le testimonianze, l'uomo conosceva già i ragazzi perché si aggirano spesso nei dintorni e altre volte avevano rubato nel suo negozio, sempre con un atteggiamento da bulli. Così questa volta ha cercato di allontanarli e a quel punto è iniziato lo scontro che si è svolto nel porticato all'esterno. Il titolare ha estratto il coltello e ha colpito. Chi passava di lì ha poi visto un uomo steso a terra e alcuni ragazzi intorno, poi 2 dei ragazzi appoggiati alla colonna della sortita a poche decine di metri in un lago di sangue. Saranno sentiti dalla polizia una volta dimessi dall'ospedale, mentre il presunto aggressore è stato portato in questura per raccontare la sua versione dei fatti. Per la cronaca amministrativa, il Comune di Venezia ha approvato 4 delibere di interventi ricompresi nel patto per lo sviluppo della città, sistemi sperimentali di gestione del turismo. Gli interventi richiamati sono quindi i seguenti: comunicazione a livello locale, nazionale e internazionale delle iniziative assunte per la gestione dei flussi turistici, potenziamento degli approdi dell'Isola Nova del Tronchetto, riqualificazione delle aree verdi, promozione della città, sistemi integrati di prenotazione, sistemi di conta persone, potenziamento della rete wifi cittadina e la realizzazione di percorsi tematici illuminati a Mestre e a Marghera. Quale futuro per le aree dell'ex Umberto I di Mestre? Se lo chiedono comitati collettivi e associazioni che hanno rivolto domande e richieste precise al Comune. Dal verde pubblico al recupero dei vecchi padiglioni fino alla gestione del traffico. Ci è voluto più di un decennio perché si iniziasse a vedere la luce in fondo al tunnel per l'area dell'ex Umberto I, divenuta simbolo di incuria e degrado nel cuore di Mestre ed ora pronta ad una svolta, davanti alla quale però diverse associazioni e comitati chiedono un impegno al Comune. Abbiamo fatto un presidio di vigilanza. Questo presidio di vigilanza lo abbiamo fatto per verificare che la consistenza del verde pubblico all'interno dell'area non sia diminuita, a parte le operazioni di sfalcio, e soprattutto chiediamo garanzie relativamente ai padiglioni storici che sono tuttora vincolati da una destinazione urbanistica, che però non sappiamo che fine faranno nel progetto finale che non è ancora stato presentato. Se parte dell'area è stata acquistata da un privato per una destinazione commerciale, rimangono edifici e competenze per le quali ad essere chiamata in causa è l'amministrazione. Accanto al comitato ex Umberto I, anche le realtà che compongono quartieri in movimento. Anche noi abbiamo spinto appunto per far sì che questo diventasse un luogo, un sito di interesse da parte dell'amministrazione della Giunta, proprio per poter fare 1000 dei progetti che si potevano pensare, da un grande parco in centro città che ci avrebbe fatto sicuramente benissimo, a riutilizzare quei padiglioni e la palazzina dell'ex Coop come luoghi da dare alle associazioni e poter lasciare anche a un nuovo tipo di socialità. Adesso per noi c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo in studio per andare all'ospedale di San Donà di Piave, dove medici, infermieri e ostetriche della pediatria insieme a personale della radiologia, dell'anestesia e della rianimazione del pronto soccorso hanno organizzato un flash mob per i piccoli ospiti che dovranno trascorrere il Natale in un letto di ospedale. Una ventina di persone ha ballato in reparto, lo vedete dalle immagini, davanti alle stanze di degenza per far felici i bambini ricoverati, e al termine del balletto è arrivato pure Babbo Natale per consegnare dei doni.
e tanti bambini anche alla festa di Natale organizzata dal 10° reparto volo della Polizia con un arrivo speciale di Babbo Natale. La slitta trainata dalle renne questa volta l'hanno lasciata a casa. Per atterrare di fronte all'hangar del 10° reparto volo di Venezia, Babbo Natale e i suoi aiutanti hanno scelto un elicottero della Polizia di Stato. Ad attenderli a terra una folla trepidante composta tra gli altri da 260 bambini, assieme ai figli dei poliziotti, anche bambini ospiti di alcune comunità educative per minori del veneziano e le famiglie affidatarie che collaborano con il Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare del Comune. Un momento di gioia e spensieratezza attraverso intrattenimento e il tradizionale scambio di doni. A fare gli onori di casa anche il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, che ha fortemente voluto la realizzazione di questo evento ed ha ringraziato i poliziotti e tutti coloro che hanno concorso all'iniziativa, dedicata in particolar modo a bambini che vivono realtà difficili, esprimendo l'importanza della valorizzazione di momenti di solidarietà e condivisione di questo tipo. E Cavarzere ha festeggiato i 100 anni del compaesano Nazareno Paparella, contadino e muratore cuoco durante la Seconda Guerra Mondiale, fiero del fatto che non ha mai impugnato un'arma nemmeno per difesa, scappò per poi ritornare al fronte solo per vedere il primo dei suoi 3 figli nato dalla moglie Zaira. Ha lavorato tutta la vita fino al giorno in cui ha perso un piede in una fresatrice, ormai 90enne. E adesso è giunto il momento di farci gli auguri da parte di tutta la redazione di Antena 3 Nord-Est. L'augurio è quello di un sereno Natale. Ci lasciamo prima del meteo con le immagini dei presepi realizzati da Maria Grazia di Scorzè, Nicolò e Alessia di Borbiago di Mira. Sereno Natale a tutti. Benvenuti al Meteo. Sarà una festività all'insegna dell'alta pressione e dunque con il bel tempo. Vediamo il dettaglio della giornata di Natale. Sul Veneto sole prevalente su tutti i settori, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Temperature minime tra -4 e 3 gradi, valori massimi tra 9 e 12 gradi circa. Giornata di Natale all'insegna del bel tempo anche sul Friuli Venezia e Giulia, con ampio soleggiamento salvo per locali foschie sulle pianure. Temperature minime tra lo 0 e i 9 gradi, massime tra 10 e 12 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà uguale, con tanto sole ovunque, con locali nevicate sui confini alpini anche a bassa quota. Temperature minime sotto zero, massime sui 7 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un sereno Natale e vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.